Partenza, veloci, Helios Chakesem ed Elistep. Elistep che insiste su Helios Chak. Scurva un po' larga, mentre in seconda posizione figura Eloramo. Elistep va su Helios Chakesem e attacca dopo 200 metri. Insiste, si avvantaggia e sfila in 350 metri. Elistep dunque nuova leader. 400 iniziali che se ne vanno in 29,4. C'è stata spesa dunque per Elistep. Helios Chak in seconda posizione davanti a Eloramo, poi gli altri a seguire in fila indiana con tentativo esterno di Arnaldo Benal che viene però anticipato proprio da Eloramo che avanza dopo 600 metri in 49, dice il cronometro. E vediamo davanti alle tribune proprio Eloramo che progredisce e cerca di portarsi su Elistep. 1,5 il passaggio agli 800, si avventura invece in terza ruota Edith Del Ronco che ha rifatto tutto il gruppo. Intanto sta passando Eloramo che si avvantaggia subito nei confronti di Elistep che è in calo e poi sbaglia, squalificato. e così c'è l'attacco di Edith Del Ronco sulla curva conclusiva e seguita da Scudo dei Greppi. Numero Scudo 9, dei Greppi Eva che Spitz, fila ora. squalificato. Edith Del Ronco che entra in vantaggio addirittura d'arrivo, deve vedersela con il Scudo dei Greppi, mentre all'interno cerca di sfilare anche Arnaldo Benal. Finale con Edith Del Ronco che si difende. Edith Del Ronco sul palo emerge, mentre per il secondo sono ancora in lizza Ermanno Jet e Scudo dei Greppi, ed è un arrivo stretto per la seconda piazza. Mentre Edith Del Ronco e Matteo Angeloni passano nel finale per concludere molto bene. La lotta per il secondo vede invece emergere probabilmente il numero 1 di Ermanno Jet. Rivediamo sì nelle immagini che ci ripropone il fermo immagine. 12,17, questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo, con il 12 al primo posto Edith Del Ronco, Matteo Angeloni che conferma l'ottimo momento di forma, Felice Facci al training che raddoppia così nel pomeriggio per conto della scuderia Tatu.